Buongiorno signor Scippi, hai visto che bella giornata? Guarda che faccia da pirla, eh? Che faccetta da pilona che è. Ma che faccetta da pilona che è sto cane. Buono sto cane, mamma mia. Digli quanti baciotti ti ho dato, digli quanti baciotti stamattina, sì, perché sei un cane molto coccoloso. Sei un cane molto coccoloso, sì, tanto coccoloso e tanto morbidoso, cioè ti viene da struccarla, è una roba incredibile, cazzo, sto CP qua, perché è tutto morbidoso, no? E non riesci a essere delicato, ti viene da prenderla, sbaciucchiarla, girarla, ma e adesso stai facendo la calma, ma digli che te invece quando mi fai le feste a me, prendi la rincorsa, mi tiri di quelle spallate che mi butti giù perfino dalle scale, porco cane, e dopo tiri anche i morsicoti ogni tanto i morsicoti, Ah, la nature, questa è la finestra della cucina, ma forse sai ci spostiamo perché io intanto me l'ho messo qua perché guarda, ero vicino praticamente a tutto, sì, non so, non è molto carino questo come posto, ce ne sono molto di più belli di là che dopo ci spostiamo, però c'avevo i bidoni e le scoazze, i bagni anche se non li uso il mio, e a destra dei bidoni e le scoazze guarda, tac, c'è il rubinetto. E poi a sinistra vedi il tavolo da picnic, la griglietta, sono attaccato a un'entrata del, come cacchio si chiama, quelle che portano al torrente. In più su di qua vedi dove c'è il lampione lì, le altre cose, c'è il sentiero per andare su nel paesino, che è una figata. Ezio c'è appena andato, è tutto felice, ha fatto le foto, io invece no perché ho dormito un cazzo perché faceva un freddo della madonna, voglia di scendere, accendere la stufa non ne avevo, digli CP come mi insegni tu, ho tirato 2 o 3 porchi e basta. Oh, ma guarda che bravo sto cane qua, che è qua che mi aspetta che usciamo, dai, occhio adesso. Attento, lei non scende, attento. Occhio che sta. Vedi che punta, occhio. Andiamo? No? Amore, cosa ho detto? No, ti sei girata alla parte sbagliata. Forse ho usato il tono sbagliato. Andiamo? No, andiamo vuol dire dammi la tua attenzione. Vabbè, allora io scendo, ferma lì. Perché va molto a toni sto cane, è un casino. CP, le istruzioni dove cazzo sono? Già che mi rilego il manuale del CP. Allora Ezio è andato su in paese di là, si è parcheggiato la casa qua e adesso prestando molta no, questo direi di no, il problema zecca ragazzi. Adesso niente, ne vedo un altro, forse di là, ce n'è uno più largo, dove cacchio è? Vediamo se è di qua. Digli CP, anche questo è abbastanza erboso, cioè, ti garantisco che io ho già preso 2 zecche, quindi insomma sì, non oggi, in passato, quindi hai capito. Vabbè, adesso comunque ne trovo io uno per entrare. E tu cosa sei? Un coso? E non ha neanche macro sta cavolo di macchinetta, cioè io più di così non posso fare se no sfuoca, porco cane. Sì, neanche quella nuova che prenderò avrà la macro, vabbè. Oh, porco cane, come mi brucia lo stabilizzatore ragazzi, è vero che dici sei in montagna, chi se ne frega eccetera, però mi ero abituato troppo a fare i video con lo stabilizzatore, anche adesso, cioè vedi tutto tremolante, hai capito? E come ti ho già detto, quando poi devo fare le riprese, perché adesso dopo la montagna che ho imparato un po' a usare la Sony, io dovrei fare un video pubblicitario di un albergo, porca puttana, e là c'avevo tante belle cosine da fare, capito? Senza lo stabilizzatore la vedo lenta. È vero che risolvi mettendo in slow, ti metti in slow motion a 4x, lo rallenti 4 volte e stai molto attento con la mano, casomai le riprese le fai doppie, però insomma non è la stessa roba. Oggi è venerdì, era raduno domani, però guarda che bel posticino che ha scelto Singano, cioè va a posti, e va avanti, cioè non è mica solo qua, va avanti, è una figonata. Poi noi ci spostiamo, ci mettiamo tipo qua che c'è il gazebo, che così metti resto da solo dopo il raduno che devo lavorare col generatore e piove, mi metto il generatore sotto lì che sta a riparo.
Oppure di qua dall'altra parte, uguale, ma basta anche che mi batta il sole, cioè di non mettermi all'ombra, così si caricano bene i pannelli, tipo adesso. Adesso mi stanno caricando tipo a 7 ampere, prima mattina. È sempre difficile capire a che livello sono le batterie, perché effettivamente ti svegli, la batteria è a 13 e qualcosa, ma sta caricando, cioè hai capito? Dopo ti va anche a 14, ma sta caricando a 6 e a 7, quindi non è assolutamente a 14, magari è a 12 e 7, va a sapere, insomma, quindi anche perché dopo va avanti per tutta la giornata a caricare. Ma se no quasi quasi anche qui, perché guarda, c'è sto bel spiazzaletto di verde, c'è un rubinetto, quello a destra, i bagni a sinistra con un altro rubinetto ancora, la griglia, il tavolino da picnic, hai gli alberi per attaccare la maca, hai tutto. Sì, io adesso appena arriva Ezio ci spostiamo già subito e ci mettiamo qua. Sì, sì. Io so di essere preso, sono guarda, Ezio mattutino, fetenzia. porco cane, per me è il primo mattina, sono le 10 di mattina, sto qua si è già girato tutto il paese. Boys. Porco cane, digli che ti sei girato tutto il paese. Ecco, qui è più meglio, no? Guarda, tac, abbiamo anche i bagnetti, i rubinetti, tutto quanto. Gli alberelli per la maca potrebbero essere quelli, sì, perché non vorrei andare troppo nel verde. Sì, quelli là, dai, metto la maca lì. Allora Italia, assistiamo al momento storico in cui Ezio prova per la prima volta il suo tendalino. Mai visto neanche il colore. Esatto, non della Thule, perché sennò facciamo pubblicità alla Thule. Quindi, signori della Thule, non è della Thule. Se volete che sia della Thule, contattare il signor Singano o Repasti, il che è anche un problema perché Singano mangia l'ora che vuole. Oh, guarda che bel colore! E anche sembra abbastanza riflettente come colore. Vedi, non la mia che è color tipo tenda doccia anni 70, no? Guarda, la vedi? No, forse in controluce c'è il sole che batte. Comunque ha tipo le righette, tipo anche le vele anni 50 delle barchette. Cosa? Come? Non riesco a farlo ruotare per toglierlo. Ah, non lo so. Dovrebbe fare mezzo giro e uscire, no? Ah, così, sì, rigira. No, piegalo di più, devi piegarlo. Ti conviene piegarlo col gancetto verso di qua e tu pieghi il bastone di qua che hai più spazio per piegare. Dici, Olli? Dici? Sì? Anche il CP, vedi, è là un po' arrabbiato, ha detto io voglio venire qua a baruffare. Cosa dice? Meglio che ci metto le stampelle? Sì, è troppo aperta, sì, tira le stampelle. È troppo aperta, diciamo. Io l'ho aperta un pochino. Così provi anche le stampelle. Devo anche capire come si fa. Vediamo, sarà come il mio, lo tiri verso l'esterno, sì, esatto, e dopo là va girato di 90 gradi. Ah no, nel tuo caso no, va messa diretta. Pensa a te. Guarda, tac. Ecco, così hai visto anche la tenda dell'Alessio. Si sente che è nuovo. Porca troia. Dov'è il suo blocco? E qua c'è una specie di piccio, ma non so se forse va tirato verso su. È questa. Ah, ecco, io l'ho rotellina. Modello tipo analogico, qua è una storia un po' più tipo digitale, hai capito? E si fa così, si tira 2 o 3 porchi. Si vede che sono esperto di tendalini. Porca miseria. Verso l'alto? No, se faccio è così bloccato. si rompe. Non capisco. Beh, questo non è un tutorial, era solo l'apertura in anteprima della tenda dell'Ezio. Lo sapevo io che i tendalini non sono il mio forte. Le robe moderne, vedi? Cioè tipo io ho la rotellina, la giri e si chiude, no? Anche l'altro che avevo. No, che di non romperlo. No. Ma non capisco neanche io, cioè se si blocca là, che senso ha? Dentro non ha clippetti, non ha niente, guarda, non riusciamo a capire. Vabbè, tanto siccome ci metteremo tipo mezz'ora a capire, stoppo anche il video. Boh, perché praticamente quando tiri su il piccio lì, ok, e la tenda si blocca, ma il piccio si ritira giù, non è che sta su tutte e due le astine, quindi non riusciamo a capire. Non vorrei che sia di romperlo. C'è dedo testa neanche una, se dicono gli altri. Allora vado a vedere. Ecco qua Fabio che già iniziamo in anticipo come sempre. Tu mi dirai cos'è sta roba, 20 metri come ho detto io, 8 metri e mezzo? No, 7,40.
Ecco. CP, avrei mica già preso le zecche? No, aspetta che controllo, dai. E tu mi dirai, Yuri, fammi vedere il camper di Fabio. Va bene, dai, andiamo a vedere il camper di Fabio, dai, su, via. Guarda, Ezio si è già preso avanti.